Ora, il concetto è molto semplice. Per poter spiegare veramente chi è la Lega, cosa ha fatto la Lega, bisogna avere comunicazione. Domanda: che cacchio ha fatto Luca Zaia in questi 4 anni e mezzo da Presidente della Regione? Ditemi una cosa fatta bene da Zaia. Ora, l'unica cosa che io mi ricordo, analiticamente parlando, di Zaia è aver rovinato la sanità del Veneto. Cioè io, di cose positive, a parte il fatto di essere andato a tutte le sagre, a tutti a tagliare nastri, ditemi che cacchio ha fatto Zaia. Se io prendo un Veneto qua che mi dice Zaia ha fatto questo e mi fa l'elenco, gli regalo una vacanza. Mi permetti un appunto? Ora, se a sinistra, perché questo governo è sinistra, okay, fossero furbi, però ce ne vorrebbe tanta di furbizia, dovrebbero iniziare a sganciare un po' alla volta fette di autonomia, ma non soltanto in Veneto, in Lombardia, in Emilia-Romagna e in tutte le regioni che le hanno chiesta. Se loro iniziassero a sganciare un po' di autonomia, toglierebbero ulteriore linfa, ulteriore carburante a quelle che sono le politiche di Salvini. Il problema è che sono talmente arroccati su posizioni di sinistra, perché il must di questo governo del governo precedente, dove c'era Salvini, è stato il reddito di cittadinanza. Tra l'altro, raccontato in un modo da Di Maio, in realtà è arrivato in un modo completamente diverso, molto depotenziato, per fortuna, perché se erano i 1.400 fischi euro che aveva promesso Di Maio, già era da sparsi in testa tutti quanti e a sare penne. Ma perché deve esserci questa ostilità nei confronti delle fasce deboli? Tu sei un imprenditore, giusto? Sì. Sono un imprenditore anch'io. Perché? Ora, guardiamo Perché, sotto questo punto. Ti rispondo in un altro modo. Sai che io lavoro nell'ambito del turismo. Sì. Ok? Lo sapete che il 25% del PIL nazionale del turismo lo produce il Veneto? Quindi sì. vuol dire che il 25, cioè un quarto di quello che viene prodotto dal turismo italiano lo fa il Veneto. Sì. Il Veneto è bellissima regione. Venezia, Jesolo, certo. Comunque i tedeschi che 25%. venivano. Bene, allora io mi domando e dico, prendiamo la Sicilia o anche la tua Calabria. Sì. Okay? Sono regioni bellissime, fantastiche, sono regioni che hanno arte, storia, cultura, enogastronomia, hanno Abbalo, l'organizzazione zero. Ora lo Stato deve investire nell'impresa, ma non regalando i soldi con resto al sud, non deve regalare i soldi con fondi di investimento a fondo perduto, che sono delle merite cazzate fatte per la speculazione dei soliti noti, perché dato che io ho molte agenzie anche al sud, so perfettamente come funzionano ste robe. I soldi vanno sempre agli stessi che speculano su questo, perché lo Stato non è in grado di controllare. Lo Stato è fallito nel suo sistema Stato. È per quello che noi, nel nostro piccolo, ci battiamo per un'Italia completamente diversa. Per questo che lo volete dividere. È per questo che lo volete dividere. È prevista in Costituzione. È prevista in Costituzione. Dai, non diciamo stupidaggini. Sì, ma non le secessioni, no? Tu sei di un partito indipendente. No, io sono patto per l'autonomia veneto. Francesco, non premi in giro. Patto per l'autonomia veneto. Fai l'analisi grammaticale, non è difficile. So che lo riesci a bene, fare. Mascherina. Lo so, esatto. Allora, è ovvio che io nel mio cuore vorrei l'indipendenza del Veneto, ma non arriva adesso. Facciamo un'autonomia, creiamo uno Stato federale, dobbiamo cambiare radicalmente le regole del gioco. Non si può continuare così. La coperta è corta. Se la tiri su da una parte, il piede sta fuori.